E allora eccoci ritornati in studio, prima parte della nostra trasmissione di questa sera dedicata appunto alle stragi di mafia, all'omicidio del giudice Falcone, gli uomini della sua scorta, del giudice Borsellino. 27 anni, dicevamo prima, e ancora tanti punti interrogativi, anzi, se possibile ancora di più che non quelli che già, come dire, si erano presentati all'epoca. No, non è che ce ne sono di più. Scopriamo col tempo, incominciamo a vedere le cose con una prospettiva diversa, meno acquiescente ai fatti, e quindi constatiamo che ci sono dei contrasti che sono inspiegabili. Ma allora erano inspiegabili anche allora, solo che diventano oggi inspiegabili. E perché lo sono? Questa è la domanda. Seconda cosa, non è che queste commemorazioni, peraltro fatte non solo dai studenti delle scuole, ma i nostri rappresentanti del governo vanno a commemorare, ma hanno la possibilità di mettere le mani dentro le casse segrete dello Stato, e lì c'è tutto, non manca niente. Abbiamo un presidente che ha avuto purtroppo un fratello ucciso dalla mafia. Io sinceramente, se fossi al posto suo, non posso consigliarlo perché non sono alla sua altezza, ma io andrei in cerca di chi è stato e cosa è successo, perché le carte ci sono. Chi sono i responsabili di quello che è successo? Perché a commemorare, come viene fatta la commemorazione oggi, bella, dignitosa, coinvolgimento dei giovani, è una presa in giro. Perché ai giovani bisogna dire la verità fino all'ultimo, perché se no non si impara. Allora una volta uno dei miei agoni era: la storia insegna, sono io che non capisco niente, non imparo, dalla storia non riuscivo a capire come potevo comportarmi. Poi mi sono reso conto che la storia non è raccontata per quello che era, è raccontata in un'altra maniera, in una maniera molto più così, all'acqua di rose e subdola. Si scavalcano quelli che sono i fattori fondamentali della storia, e quindi a guardare solo i fatti di per sé, raccontati alla Carlona, come succede anche nel caso di Falcone e Borsellino, e allora non si capisce niente. Sono degli eroi, sono delle vittime, ma poi andare perché sono eroi e perché sono vittime non riusciamo a capirlo. Ecco, io direi, se noi per i nostri telespettatori diamo inizio col primo contributo, certo, quello dell'esplosione, poi innescheremo un dibattito all'interno dello studio. Le esplosioni, allora partiamo dalle esplosioni, se no abbiamo anche la clip su Dalla Chiesa, con il figlio di Dalla Chiesa. Sì, partiamo da Dalla Chiesa perché appartiene sempre alla stessa diciamo, scala cromatica. Ok, ascoltiamoli assieme. In Italia si è governato pensando che l'omicidio fosse un'arma possibile, anche la strage fosse un'arma possibile. Pare abbastanza evidente a tutti che questi grandi delitti di Palermo e quelle stragi non siano stati ideati solo dalla criminalità mafiosa siciliana, da Corleone, da Palermo. Oltre che nutrirsene, la politica probabilmente ha partecipato a volte. Io dopo 30 anni non so chi ha ordinato davvero la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, non so chi ha ordinato davvero la morte di Pio La Torre, non so chi ha ordinato la morte di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone e di tanti altri uomini che ho visto cadere a Palermo. Questo lo penso anch'io. D'altra parte nel maxi processo i magistrati continuarono a parlare di convergenza di interessi, che non era un termine che non veniva utilizzato, voleva dire che certi delitti sono stati decisi insieme perché convenivano agli uni e agli altri, ai mafiosi e ai politici, e insistevano su questa convergenza di interessi i magistrati. Dicevano che il generale non aveva capito niente di Palermo, ma Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva capito tutto. Roma l'aveva mandato allo sbaraglio, si era sentito in trappola e si era confessato con Giorgio Bocca. Un'intervista a Repubblica che è diventata il suo testamento. Gli ha detto:
La mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato. Ecco, questo è il meccanismo. Un commento a questa prima parte della trasmissione. Francesco Trotta. Guardi direttore, innanzitutto mi fa piacere vedere che nel clip che avete scelto per questa sera ci sia il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni, Certo. che è anche socio onorario della nostra associazione trevigiana e che vede e valuta positivamente il lavoro che con altri laureati e laureandi dell'associazione portiamo avanti per sensibilizzare le nuove generazioni proprio su questo argomento, la mafia, ma non solo la mafia. Noi che come associazione ci rivolgiamo alle scuole, vediamo che la mafia, alla fin fine, viene raccontata come un nemico imposto dall'alto, un nemico che fa paura, che è brutto, che fa schifo, ma che cos'è alla fine la mafia ancora non lo sappiamo bene. E il dottor Falcone diceva che si muore in quelle circostanze perché si è lasciati soli. E noi continuiamo a lasciarlo solo anche da morto, non richiedendo quindi e non chiedendo e non avendo neanche la forza o la volontà di cercare di andare oltre la semplice lettura: è stata la mafia a uccidere il dottor Falcone, la dottoressa Francesca Morvillo, gli agenti di scorta, il dottor Paolo Borsellino e la sua scorta. Certo. Ora, dopo tanti anni, 27 ne sono passati, finalmente c'è stata una sentenza importantissima, che è la Borsellino Quater, che dice: c'è stato un depistaggio organizzato da uomini dello Stato che ha impedito di accertare la verità nei precedenti processi, a carico ovviamente, che riguardavano la figura del dottor Paolo Borsellino. Ovviamente per i più esperti, qua c'è ovviamente il professor Guidotto, ma anche nel resto d'Italia, sanno bene che la mafia non poteva permettersi di uccidere a distanza di pochissimo tempo, 57 giorni, certo. il dottor Falcone e il dottor Borsellino, e noi per 27 anni continuiamo a riproporre la storia che la mafia Cosa Nostra, che sicuramente in quel momento storico viveva una parentesi dei corleonesi, dei sanguinari, stragisti, assassini di bambini, che hanno anche sciolto nell'acido ovviamente, il perfetto capro espiatorio da un certo punto di vista. La mafia uccide di colpo le due più importanti figure istituzionali, soltanto la mafia. Adesso assistiamo a una nuova richiesta che parte da qualcuno, dice: non c'è stata solo la mafia nell'omicidio del dottor Giovanni Falcone. Ma sono cose che gli esperti sanno e che hanno continuato a dire, ma non sono stati ascoltati. Perché non sono stati ascoltati? Mi riferisco ad esempio, e chiudo il mio intervento, al fatto che nel luogo della strage di Capaci, che in realtà non è avvenuta a Capaci ma è avvenuta a Isola delle Femmine, quindi dobbiamo anche iniziare a dire dove veramente è avvenuta la strage. E è stato ritrovato ad esempio un pizzino, un foglietto con un numero di telefono riconducibile a un esponente dei servizi segreti. È stato ritrovato, parrebbe, anche un guanto dove all'interno c'è il DNA di donna, e noi sappiamo che nei più gravi fatti di mafia non è mai stata raccontata la presenza di donne, se non che ci ricolleghiamo a un altro fatto, ad altri episodi purtroppo tragici che in Italia non ricordiamo quasi più, se non sporadicamente nelle commemorazioni, ovvero alla strategia delle tensioni, a quei sanguinari attentati del 69 fino, in cui forse nella lettura possiamo anche rinchiudere ovviamente anche gli stati di Capaci e la strage di Via D'Amelio. Beh, bisogna pensare che la mafia era collegata anche con Gladio, quindi poi ne parleremo. Professor Guidotto, lei ha una sua opinione su questo fatto, questa assenza dello Stato in questi avvenimenti che sono veramente tragici e surreali?
Perché è vero che hanno ammazzato Kennedy, ma insomma l'hanno fatto in una maniera un po' più, diciamo, pulita. Lì hanno fatto un disastro. È possibile che in Italia potessero girare tonnellate di esplosivo senza che nessuno si rendesse conto di quello che stava succedendo? Prego. Beh, indubbiamente esistono molti buchi neri, molti misteri, la scomparsa dell'agenda di Borsellino, la manomissione del computer di Falcone. La cassaforte di Riina. La cassaforte dalla Chiesa, questo per fare soltanto degli esempi, esistono libri sull'argomento. La violenza mafiosa è stata violenza mafiosa soltanto mafiosa fino a un certo punto, secondo me. Poi sono intervenuti i cosiddetti sistemi criminali, così definiti dai magistrati, che hanno aperto un'inchiesta particolare, poi l'hanno chiusa, ma di fatto è sempre aperta, perché nel momento in cui intervengono degli elementi di conoscenza nuovi l'inchiesta si può riaprire. Io tra parentesi dico che nella storia d'Italia la violenza mafiosa si è manifestata subito dopo l'arrivo di Garibaldi e in particolare subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia e l'insediamento del primo Parlamento del Regno d'Italia, avvenuto nel 61. Nell'agosto del 61 viene registrato il primo attentato ai danni di un magistrato, giudice di Corte d'Appello. Il suo nome e cognome erano indicati dalla stampa locale e dall'opinione pubblica in modo evidentissimo, però nessuno si mosse. Il mandante era un parlamentare dell'area governativa, il quale, quando vide che qualcosa si stava muovendo nei suoi confronti, traslocò a Torino, dove si sentì più tranquillo. Il ministro dell'Interno aveva mandato all'epoca in Sicilia un osservatore esterno di Macerata, Diomede Pantaleoni, il quale scrisse un rapporto riservatamente. Il ministro mandò questo emissario, che era un politico, perché non si fidava dei questori e dei prefetti. Ecco, e lui disse: vedete, così stanno le cose. Abbiamo cioè nella maggioranza parlamentare, un ladro a Napoli e un assassino a Palermo, ma non successe niente. Ecco. Quindi... Poi riprendono soprattutto i grandi delitti a partire dagli primi anni 70, con il procuratore Scaglione. Per quanto riguarda le stragi, la strategia della tensione, restiamo nell'ambito che ne abbiamo molto da dire di Falcone e Borsellino, perché lì ci domandiamo perché certi personaggi che hanno possibilità di accedere alle cose segrete, agli armadi segreti della magistratura e perché non lo fanno? Settimo Gottardo, perché c'è questo silenzio totale nei confronti della... No, però la partenza del professore però non era casuale, secondo me. Ma noi abbiamo poco tempo per chiudere. Ecco, adesso però capire la storia sarebbe lunga. Per me è interessante, perché sta a significare che è un fenomeno profondo, strutturale e strutturato. Cioè il fatto che la mafia sia percepita finalmente, e qui Girotto può dare una lezione illuminante, come un potere, non come quindi un sistema di devianza criminale e basta. Una volta che si è capito questo, va da sé che un potere cerca sempre di rapportarsi con altri poteri che lui ritiene suoi pari o suoi interlocutori. Altrimenti non ha più un potere. Se siamo d'accordo. Qui c'è da pesare
se viene prima la mafia dopo lo Stato o è stato lo Stato a comandare alla mafia. Allora, se dobbiamo tornare all'unità d'Italia, le dico che quando Garibaldi è arrivato a Napoli ha preso i picciotti, la camorra, li ha portati in banca, li ha riempiti di soldi perché loro dovevano ammazzarlo per ordine di Cavour. No, allora Garibaldi, che era una persona molto pratica, non di grande intelligenza, ma le cose le faceva e quindi arrivava sempre prima come la linea Maginot di Hitler, no? e li ha detto, li ha chiamati, li ha fatti chiamare, sapeva, immaginava che questi si muovevano, dovevano farlo fuori. Bene, li ha fatti chiamare, sono andati in banca perché si usava a quell'epoca, tanto le banche erano dei Borboni e i Borboni se n'erano andati e quindi di conseguenza i soldi erano di chi li prendeva, e così li ha portati dalla parte sua e si è salvato la pelle. Ma è normale, ma attenzione, che noi utilizziamo delle situazioni anche tragiche a scopo politico, non c'è dubbio, ma stiamo collocando questo fenomeno all'interno di un avvenimento tragico che ha interrotto un procedimento di sviluppo della magistratura. Perché prima di Borsellino e Falcone i magistrati non facevano niente, zero. Addirittura magistrati che dicevano ma la mafia non esiste, cosa devo andare in cerca? Questa è la magistratura prima. Falcone e Borsellino cambiano rotta e chiaramente vanno contro la mafia. Ma la mafia che cos'è a quell'epoca? Sono i bravi di Don Abbondio, quelli che devono usare l'arma in funzione degli ordini del padrone. Allora andare a sconfiggere i bravi non sconfiggi nessuno. Potrà eliminare 1, 2, 3, 4 come è successo con i vari mafiosi che sono stati arrestati e messi in galera, ma non fermi il sistema. Questo che voglio capire. La mafia, da quello che ho potuto percepire nelle mie modeste ma tragiche esperienze, è un sistema di potere vero e proprio. Senza fare tutto l'escursus, ma mi piacerebbe che venisse approfondito. Concordo, è il sottotitolo di un mio libro, un potere economico e politico. Ed è transnazionale. Io ero presente in Parlamento quando scoppia la bomba che mezza tonnellata di tritolo che fa saltare per aria il povero Falcone, la moglie, la scorta, e così era in Parlamento. Arriva, stavamo votando il Presidente della Repubblica, che era ed ero vicinissimo ad Andreotti, con cui ho sempre avuto una grande confidenza. Andreotti era uno dei due candidati che si lottavano con Forlani per la Presidenza della Repubblica. Quando si gira un battibaleno la notizia, Andreotti, cui ero vicino fisicamente, stavamo chiacchierando, lo vedo impallidire, diventa esattamente come quel foglio di carta. Dice lasciami, devo andare in ufficio. Dico ma Presidente, lasciami. Cioè, avevamo subito percepito che quello non era un attentato contro un magistrato, era un inserimento politico durante una scelta che doveva essere politica della Presidenza della Repubblica di un paese mediterraneo che è centrale in un sistema di equilibri sempre in ebollizione. Tutto qui. Tant'è che poi venne fuori la candidatura di Scalfaro, candidato degli americani e così via, e del PC. Ma è chiaro che era un episodio di lotta politica, ma chi era lì in quel momento l'ha percepito. Io poi avevo avuto anche occasione di conoscere Falcone in momenti molto privati, molto semplici, perché frequentava una pizzeria vicino dove abitavo io, in vicolo della Campanella, che si chiamava Al Vesuvio. Sono andato anche l'altro giorno in via del Governo Vecchio, l'hanno chiusa, non c'è più. No. E lì avevo avuto anche questa solidarietà umana, perché percepivi l'impotenza e la solitudine. Uno che andava a mangiare la pizza con 8 uomini armati che lo scortavano, potevano manco mangiare la pizza. Avevi capito che era
una battaglia che ormai si andava esaurendo. Ma ritorniamo all'essenza. È un potere dentro un sistema di poteri. E quindi l'uso della magistratura non può essere l'arma principale. Sì, certo, è un'arma dovuta. La magistratura va e persegue i delitti, ovvio, questo non c'è ombra di dubbio. Però la battaglia è tra poteri. Certo. Lei è sempre di questo avviso che la mafia è un potere che si allea con altri poteri. Ed è transnazionale, Sicuramente, sì, beh, sicuramente. È una multinazionale. Sicuramente, ma prima si parlava di Garibaldi, ma poi di storia, di personaggi storici non parlo più. Garibaldi era massone, non solo lui, certo. Mazzini, eccetera. Quindi, iscritto alla allora, massoneria le di stragi, Liverpool. secondo me, rientrano, secondo me è chiaro che io esprimo delle opinioni basate sulle valutazioni che hanno fatto altri, che hanno fatto i magistrati, che hanno fatto altri degli studiosi che hanno seguito le vicende giorno per giorno. Secondo l'ex procuratore nazionale antimafia Grasso si è parlato di una fase della strategia della tensione, l'ultima fase della strategia della tensione che aveva lo scopo di impedire la presenza dei comunisti nella maggioranza parlamentare al governo, e c'è poco da andare in cerca, non bisogna nascondere niente. Questa era la tendenza, questo era l'obiettivo della strategia della tensione, che serviva a creare paura e a irrobustire il centro. Ecco, per attuare questa strategia non c'era soltanto la P2 relativamente al settore politico dell'informazione, eccetera, c'era anche Gladio pronta per intervenire assieme ai mafiosi. D'altra parte i mafiosi erano stati presenti, mobilitati in occasione del golpe borghese e in altri tentativi di golpe. C'era anche un altro servizio segreto che più che segreto era un servizio clandestino, cioè non era un servizio segreto istituzionale e deviato, ma era clandestino, nessuno sapeva che esistesse e faceva capo ad Andreotti. Lo disse Gelli in una intervista all'Espresso, per cui non c'è motivo di dubitare di questa impostazione. Allora, quindi la continuazione del patto di Alta e praticamente Tangentopoli al nord e Mafiopoli al sud, cioè l'azione dei magistrati impegnati in mani pulite nelle inchieste sulla mafia, avevano demolito i tradizionali partiti di governo, socialisti e democristiani, e quindi questo vuoto poteva essere riempito dai comunisti. Ecco, quando si parla poi di altri poteri, si parla anche di servizi segreti, deviati in questo caso, nel senso che deviano dalla funzione istituzionale, i quali servizi segreti erano abituati a combattere non i mafiosi, a scovare i covi dei mafiosi, ma erano sempre stati utilizzati, e lo facevano con piacere, a tenere sott'occhio i comunisti ritenuti per troppo tempo dei sovversivi. È inutile andare. Sì, beh, io ho il ricordo degli anni 40, 50, insomma, certe cose. Certo. Beh, sentiamo anche Trotta, se vuole. Certo, certamente. Collegandomi a quanto dicevano prima appunto il dottor Guidotto e il dottor Gottardo, ma anche il direttore, c'è un rischio, il rischio è quello di, ci sono tanti rischi in questo caso, nel cercare di dare un'altra lettura alla strage di Capaci e poi a quella di Borsellino. Non dobbiamo correre il rischio di dare una lettura unica, senza inserire gli avvenimenti del 92 e poi quelli successivi del 93, con le stragi che si spostano in continente, come dicevano i mafiosi, una lettura che vede protagonista solo la mafia, come non dobbiamo dare una lettura troppo politica delle stragi, ma dobbiamo inserire, come ha sottolineato adesso il professor Guidotto, questi avvenimenti all'interno della nostra macro storia. Ora noi, a 27 anni di distanza da questi avvenimenti, ma a 50 anni da Piazza Fontana e quant'altro, possiamo dare una lettura diversa di tutta la storia dell'Italia, per comprendere allora anche altri meccanismi che si sono innescati durante la strage di Capaci e durante la strage di Via D'Amelio.
La lettura semplicistica che è stata la mafia non va più bene, non ci può andare bene. Quanto diceva prima il direttore, ma perché allora chi è all'interno delle istituzioni e avrebbe il potere di farlo non lo fa? Io rigiro la domanda: chi è che è rimasto all'interno delle istituzioni in quel periodo e fa sì che non avvenga una scoperta della verità? Ci dobbiamo chiedere anche questo. Chi è interessato alla fine che non... Perché se l'agenda rossa, la famosa agenda, famigerata agenda rossa di Paolo Borsellino, non è stata distrutta, ce l'ha ancora qualcuno. Perché? Perché è un modo per ricattare qualcun altro. E chiudo ricordando che 2 anni fa, per il 25esimo importantissimo anniversario della strage di Capaci e poi ovviamente quella di Via D'Amelio, dei ragazzi di una scuola superiore di Palermo hanno esposto un manifesto con scritto "È stato la mafia". Bellissimo, perché poi diciamo ai giovani cosa gli raccontiamo. I giovani, quando gli danno degli input positivi, accolgono il messaggio. La Digos gli sequestrò il manifesto. Bene, ma non vi faccio una provocazione. Non è che la mafia all'epoca di Totò Riina abbia preso il sopravvento sulla politica. Cioè, per la prima volta i servi dei politici hanno detto: perché io devo fare tutte queste porcherie e il vantaggio va ai politici? E Totò Riina è quello che dimostra questa ribellione, tant'è che ammazza 2 persone molto importanti che sono vicine ad Andreotti, no? Allora, volete spiegarmi se per caso questa evoluzione della mafia non sia uno dei fattori per cui succedono tutti questi disastri? Prego, professore. C'è stato qualche magistrato autorevole che ha sostenuto che in una certa fase della storia recente è stata la mafia a imporre certi comportamenti a uomini dello Stato sensibili al fascino mafioso, e in altri periodi è stato al contrario. L'uccisione Dalla Chiesa, il braccio armato è stata la mafia, ma oltre la cupola le inchieste non sono andate. Chi aveva interesse di far fuori Dalla Chiesa e perché? L'interesse di far fuori Dalla Chiesa l'avevano i Salvo, e allora l'avevano gli imprenditori collusi che utilizzavano denaro sporco in quantità. Il fiume di denaro derivante da attività illegali non era mai stato bloccato, non si era mai fermato. C'erano gli esattori Salvo potentissimi, ecco, quelli sì che dominavano i politici, i padroni della politica. Difatti gli esattori Salvo andreottiani soprattutto, ma a Trapani erano vicino ai Dorotei. La mafia è sempre trasversale. La mafia è sempre trasversale. La mafia è sempre trasversale, però erano soprattutto amici di Andreotti, molto legati a Andreotti, avevano i numeri di telefono diretti e poi evidentemente la presenza di Dalla Chiesa e l'azione di stimolo iniziata da Dalla Chiesa dava fastidio soprattutto ai politici collusi, a Salvo Lima e compagni, insomma. Nando Dalla Chiesa, dopo la strage di via Carini, disse: i mandanti dell'uccisione di mio padre vanno cercati nella Democrazia Cristiana Siciliana. Quando lo vidi nella primavera dell'83, perché ero preside all'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo, organizzare il primo incontro in Veneto sulla mafia con i ragazzi, quando Nando scese dal treno e ho detto: io condivido, pur essendo iscritto alla Democrazia Cristiana, condivido quello che ha detto lei, però ritengo che abbia fatto un errore di geografia. In che senso? Nel senso che Andreotti abita a Roma, ecco, non è che c'è, volevo dire mandante diretto, però a un certo punto, se noi ragioniamo con la logica e senza ipocrisia, né tantomeno con i paraocchi di tipo partitico presente o precedente, insomma,
A chi dava fastidio? Una volta, quando uccidevano sindacalisti del settore agricolo, tutti per depistare anche, cioè, sindacalisti del settore agricolo significa lavoratori della terra, loro stessi, allora era facile depistare dicendo cose di femmine, cose di corna, ed era facile in una regione maschilista, no? E allora questo discorso faceva presa anche sugli inquirenti, i quali amavano il quieto vivere. Fino al 1980, hanno detto i pentiti, eravamo amici di certi magistrati, alcuni erano nelle logge assieme a Michele Greco, che era il capo della cupola. Insomma, questi fatti bisognerebbe raccontarli per un mese di fila, forse non basterebbe un mese, no? Ecco, anche i fatti storici incidono, perché in tema di mafia la storia non è mai stata maestra di vita, ecco. E allora, per far capire bene all'opinione pubblica cosa c'era dietro questi delitti nel mondo rurale, Sciascia disse: dimmi contro chi spari e ti dirò chi sei. I sindacalisti della terra a chi davano fastidio? Ai gabellotti mafiosi, ai grandi latifondisti, che erano la mafia dell'epoca, ecco. E quindi nell'82 Dalla Chiesa dava fastidio a determinati soggetti. L'intervista che fece è diventata proverbiale. Tra l'altro Giorgio Bocca non aggiunse una cosa molto importante, e cioè che quando parlarono dell'efficacia dell'azione di contrasto, Dalla Chiesa rispose: l'unico modo per svolgere un'azione di contrasto è quello della mobilitazione dell'opinione pubblica, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in modo tale da creare una coscienza collettiva antimafia. Infatti si rivelò una profezia, perché la legge antimafia, che poteva essere fatta dopo l'arrivo di Garibaldi, fu fatta dopo la morte di Dalla Chiesa, 120 anni dopo. Perché ci fu la rivolta morale che si trasformò in mobilitazione civile in tutto il paese, e nel momento in cui lo Stato comunità si muove, fa muovere anche il palazzo, lo Stato apparato. Questo è il concetto che poi in questa prospettiva rientrano le iniziative che svolge lui, che svolgo io dall'82 e che svolgono tanti anche Libera svolge queste attività, anche se quando si tratta di toccare certe taste di certi politici amici del vertice, insomma, là sempre a un certo punto avrei qualcosa da dire, però non la dico perché non siamo la devo interrompere perché abbiamo un break pubblicitario da rispettare. Però dopo la pubblicità, anche per i telespettatori, sentiremo anche le persone ovviamente che conoscevano, ci racconteranno un pochino anche perché questi due magistrati venivano considerati stranamente dei rivoluzionari, Ermanno. Lo sentiamo dopo la pubblicità, tra poco. Possiamo parlare? Allora,